Quello che ha fatto a nostro cugino lo faremo a lui. È questo il messaggio che sarebbe stato recapitato attraverso un compagno di cella, Massimo Zen, dai familiari di Manuel Maior, detenuti nel carcere veronese di Montorio, dove anche l'ex guardia giurata è reclusa da 8 giorni. Dopo la condanna definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 6 mesi, Massimo Zen dal 16 giugno è in carcere, prima a Padova, adesso a Verona. Era il 22 aprile del 2017 quando, inseguendo alcuni banditi che avevano assaltato un bancomat, a Vedelago Zen sparò a Manuel Maior, morto in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Dopo 6 anni di processo e la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, per il Ranger si sono aperte le porte del carcere, dove dovrà restare per almeno 3 anni. Resta grande la mobilitazione e continua la raccolta firme avviata dagli amici di Massimo Zen. Anche il comune di Cittadella, dove Massimo Zen risiede con la compagna, è pronto a fare la sua parte. Il sindaco Luca Pierobona ha spiegato: attendiamo le motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che dovrebbero essere pubblicate a breve e poi siamo pronti ad agire.